Sarà Giuseppe Pignatone, attualmente procuratore a Reggio Calabria, il prossimo capo della Procura di Roma. Il suo nome è stato indicato all'unanimità dalla commissione direttivi del CSM, il che rende quasi scontato il sì definitivo da parte del plenum. Pignatone prenderà il posto di Giovanni Ferrara, diventato sottosegretario del governo Monti. Prima del plenum dovrà essere il ministro della giustizia Paola Severino ad esprimere il suo parere su Pignatone, parere che non è comunque vincolante. È stato rinviato al 27 e 28 febbraio lo sciopero delle farmacie di Catanzaro, che era stato proclamato per il 20 e il 21. La decisione è stata presa da Federfarma in accoglimento dell'invito rivolto dal prefetto Antonio Reppucci. Il rinvio dello sciopero è stato motivato dalla decisione del prefetto di convocare un incontro e dall'impegno del DG dell'ASP di Catanzaro, secondo cui saranno pagate ai farmacisti le spettanze arretrate. Non nevica da ieri in Calabria, ma le temperature restano rigide ed accentuano il pericolo ghiaccio. Temperature intorno a meno 5 gradi in gran parte della Sila, mentre restano i disagi per molti centri di montagna. Nel fine settimana persiste il maltempo al centro-sud, ancora con precipitazioni diffuse e nevicate a bassa quota, sebbene con fenomenologia in graduale attenuazione. Venti forti dai quadranti meridionali sul meridione, mari ancora da molto mossi ed agitati. Sono stati presentati oggi alla stampa i dettagli di Sport, Musica e Sorriso, progetto promosso dal presidente della provincia di Catanzaro Vandaferro, di concerto con la scuola di arti marziali Taekwondo Guerra e l'associazione culturale Catanzaro Spettacoli, rivolto a persone diversamente abili residenti sul territorio provinciale. L'iniziativa tende a riscoprire il valore dello sport come momento di integrazione sociale, volto non solo a migliorare le abilità motorie, ma anche la fiducia in se stessi nel rapporto con gli altri.